Legalizzata e approvata durante le feste, la farina di insetti presto arriverà sulle nostre tavole. Il 29 dicembre, infatti, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un decreto legge che già il 6 aprile era stato elaborato. Dunque, attenzione a chi non vuole consumarla se tra gli ingredienti e sulle etichette si troverà scritto Acheta domesticus, larva di Tinebrio molitor e Locusta migratoria. Nessuno stop dunque a questo tipo di cibo che diviene destinato all'alimentazione umana, nonostante le proteste provenienti dalla stragrande maggioranza della popolazione. È dunque legale la commercializzazione e il consumo della farina di insetti, ma ciò che può salvarci al momento è l'alto costo della materia prima che si ripercuote sul prezzo del prodotto finale. Ma presto, in ossequio alle lobby che le hanno sostenute ed imposte, interverranno motivazioni legate ad un impatto ambientale più basso e normative per il ripristino della natura, la Nature Restoration Law, approvata dal Parlamento europeo il 12 luglio 23, che mira al ripristino di ecosistemi e il rafforzamento di biodiversità. Tutto questo porterà il prezzo a divenire concorrenziale con le farine usate fino ad oggi e dunque massima attenzione alle etichette.